La 34enne tedesca Angelika Utter, che falciò e uccise una nonna, il padre e un bambino di 2 anni, tutti di Favaro Veneto, chiede le vengano concessi gli arresti domiciliari. La richiesta di modifica della misura cautelare, avanzata dal suo legale avvocato Giuseppe Triolo, fa leva sulle delicate condizioni di salute. Utter era stata investita lo scorso 28 dicembre a Ronco all'Adige e anche se fisicamente sta abbastanza bene, continuano a destare preoccupazione le sue condizioni psicologiche, giudicate ancora compromesse. La donna è tuttora ricoverata nella casa di cura Don Girelli, dove era stata trasferita alcune settimane dopo il primo ricovero ospedaliero, come disposto dal Tribunale di sorveglianza che le ha applicato la misura della libertà vigilata. Ora si attende la decisione dei giudici, cui è stata presentata richiesta affinché possa scontare agli arresti domiciliari la condanna a 4 anni e 8 mesi inflitta dopo il tragico incidente avvenuto il 6 luglio 2023 in centro a Santo Stefano. La sentenza, emessa su proposta di patteggiamento dal giudice per le indagini preliminari Simone Marcon, prevede l'applicazione appunto della libertà vigilata, con obbligo di permanenza nella comunità terapeutica residenziale protetta Don Giuseppe Girelli, struttura in cui Utter si trova tuttora dopo un primo periodo trascorso nel carcere della Giudecca a Venezia. All'interno della comunità terapeutica prosegue il suo percorso di recupero con impegni quotidiani in attività stabilite dai medici e dall'organizzazione del centro.